Parliamo ora di food economy, un comparto decisamente in crescita. Pensate, nell'isola sono ben 270 i prodotti tradizionali, 9 le eccellenze riconosciute dall'Unione Europea. Vediamo questo servizio di Rossella Romano e poi torniamo qui in studio con due ospiti. Un comparto in crescita ed in evoluzione è l'agroalimentare sardo, 6.000 imprese che offrono lavoro a circa 46.000 addetti. Secondo i dati elaborati da Confartigianato Sardegna, sono 270 i prodotti agroalimentari tradizionali, il 4,8% di tutto il patrimonio italiano, caratterizzati da metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo. Pasta, pane, dolci, formaggi, carne, frutta, pesce e bevande che quotidianamente vengono prodotti, confezionati e spediti in Italia e nel resto del mondo. La Sardegna vanta anche il 2,8% dei prodotti alimentari di qualità riconosciuti dall'Unione Europea mediante i marchi DOC, denominazione di origine protetta, IGP, indicazione geografica protetta, e STG, specialità tradizione garantita. La lista ne comprende 9: agnello di Sardegna, carciofo spinoso, culurgionis d'Ogliastra, fiore sardo, pecorino romano e pecorino sardo, olio di Sardegna, zafferano e sebadas. Un'economia che si sviluppa su tutto il territorio regionale, 588 imprese artigiane che operano a Cagliari, 544 a Nuoro, 271 a Oristano, 879 a Sassari Gallura, 634 nel sud Sardegna. Un altro settore in crescita, secondo Confartigianato, è quello dell'economia circolare. In Sardegna sono oltre 3.600 le imprese con quasi 14.000 addetti che rigenerano, recuperano e riparano prodotti, allungandone la vita, riducendo la produzione di rifiuti o addirittura trasformando questi ultimi in risorsa. A Cagliari ci sono 1.416 realtà artigiane con quasi 4.700 addetti. A Nuoro sono 635 con circa 1.500 lavoratori. Oristano con 258 e oltre 1.100 dipendenti, Sassari Gallura con 1.330 imprese con più di 4.100 addetti e nel sud Sardegna sono circa 2.500 dipendenti. Riparando, rigenerando e riciclando dunque crescono le imprese sarde e allo stesso tempo si va verso una crescita sostenibile anche in Sardegna. Tanti interessanti numeri in questo servizio di Rossella Romano e per continuare a parlare di agroalimentare sono qui con noi Daniele Serra, segretario regionale di Confartigianato Sardegna e Stefania Piras, imprenditrice nuorese. Buongiorno. Buongiorno. Serra, parto da lei. Come sono andati i consumi durante le feste? Le festività natalizie hanno fatto registrare numeri molto interessanti, peraltro in linea con le stime e con le aspettative, per cui sempre più sardi e sempre più sarde hanno scelto di acquistare e regalare prodotti artigianali sardi, appunto, dell'artigianato sardo, perché c'è un giacimento infinito, per cui ce n'è per tutte le tasche, per tutti i gusti, quindi si è riscoperto il valore e la qualità dei prodotti artigianali da far trovare sotto l'albero. Ci sono dei prodotti che vanno meglio? Quelli appunto sull'agroalimentare, certamente il panettone evidentemente è stato il top player da questo punto di vista, e anche altri dolciumi e pasta e liquori anche, certo. Serra, una panoramica del settore, come sta andando l'agroalimentare in Sardegna? Sta andando molto bene, i numeri sono molto interessanti, c'è una crescita importante nella professionalità degli operatori, i nostri artigiani stanno riscoprendo anche le qualità della tradizione, innovandole con nuove tecnologie per esempio, anche perché sanno trasmettere ai loro prodotti il valore artigiano, che è un aspetto che i consumatori apprezzano molto, per cui decisamente in crescita, sì. Piras, una domanda per lei: qual è la differenza, la vera differenza tra un prodotto artigianale e un prodotto industriale? Allora, la differenza è data dalle diverse esigenze di produzione e di mercato, ma se noi osservassimo il prodotto artigianale dal punto di vista della salute, vedremo un prodotto che innanzitutto subisce meno lavorazioni e meno alterazioni. Inoltre abbiamo un prodotto che in genere non necessita l'aggiunta di additivi, che sono sostanze che vengono inserite per migliorare il colore o la consistenza, però sono anche sostanze che spesso sono causa di sensibilizzazioni nel corpo e in soggetti predisposti potrebbero causare appunto allergie o intolleranze. Piras, sempre per lei, perché è importante usare prodotti sardi? Allora, innanzitutto dobbiamo ritenerci fortunati di essere ospiti di una terra meravigliosa che col tipo di clima, il tipo di suolo favorisce lo sviluppo di principi attivi nelle piante,
come appunto abbiamo visto il carciofo spinoso di Sardegna, che contiene una elevata percentuale di polifenoli, quindi antiossidanti che agiscono in contrasto ai radicali liberi che sono responsabili dell'invecchiamento cellulare. E quindi per prima cosa, ecco, puntare sulla qualità, ecco, perché scegliere i prodotti sardi, e poi per favorire, insomma, e sostenere l'economia di questo mercato, di questo settore. Serra, come sta andando l'export? Sono numeri interessanti anche per quanto riguarda appunto l'export, perché alcuni paesi, in particolare quelli più interessanti, parlo del Nord America, Nord Europa e paesi arabi, stanno scoprendo appunto le qualità dei prodotti sardi e hanno numeri interessanti sia in termini di popolazione che in termini di capacità di spesa, quindi doppiamente interessanti. Occorre investire certamente sulla internazionalizzazione delle imprese, accompagnarle nei percorsi di creazione di rete e anche sostenerle per quanto riguarda la lotta alla contraffazione e all'abusivismo. Da questo punto di vista ci aspettiamo, auspichiamo un intervento della politica che sostenga appunto questi percorsi. Le imprese sono pronte, sono già rivolte verso l'esterno, l'hanno già dimostrato concretamente. E su questo versante associazioni di categoria come Confartigianato svolgono un grande aiuto. Sì, le accompagniamo, le ascoltiamo e poi soprattutto facciamo rappresentanza, quindi portiamo le istanze dei produttori artigiani ai livelli in cui si decide quali politiche di intervento portare avanti. Piras, una domanda per lei. I prodotti artigianali sono adatti anche a chi ha intolleranze o problemi di salute, è così? Sì, sì, come dicevo, decisamente, perché permettono, diciamo, di sostenere il corpo e mantenere un buono stato di salute, e in soggetti predisposti o che affrontano un periodo di fragilità fisica è importante sostenere appunto il corpo anche dal punto di vista dell'alimentazione, e il prodotto artigianale ha queste qualità. Lei è un'imprenditrice del settore, quanta cura mette nel produrre dei prodotti artigianali? Tantissima, tantissima, perché nasce anche da una passione della ricerca, appunto dei rimedi naturali, e quindi di conoscere sia le tecniche e, diciamo, i nuovi studi, e tutto questo lo metto insieme poi nel prodotto. Ecco. Serra, che caratteristiche ha questo giacimento sardo di prodotti artigianali? Ha caratteristiche di tradizione, innovazione, qualità, scelta delle materie prime e professionalità che gli artigiani mettono, e anche la passione, che è una questione, come dire, un elemento che invece su prodotti di larga scala o quelli acquistati banalmente appunto al mondo globalizzato non hanno, quindi il consumatore lo apprezza e lo cerca e lo compra. Lei ha parlato di tradizione, c'è il rischio che di generazione in generazione vengano perse le tradizioni sarde, e come agiscono le associazioni di categoria per far fronte a questo problema? Il rischio c'è, però dobbiamo anche denotare una certa riscoperta del voler fare l'artigiano, che prima era considerato quasi un lavoro di serie B. In realtà ora i giovani lo stanno riscoprendo perché capiscono che possono esprimersi al meglio in termini di passioni e anche di vocazioni e avere un lavoro che comunque gli consente una vita dignitosa. Quindi c'è un ritorno. Noi come Confartigianato aiutiamo questi soggetti a costruire un percorso di affiancamento e di avvicendamento con i loro genitori e i loro nonni, insomma. Su quali prodotti e su quali tradizioni secondo lei bisogna puntare? Queste qua appunto dei prodotti tipici, di sicuro artigianali tipici, perché è lì che si nasconde, che si in qualche modo sviluppa di più le caratteristiche della tradizione sarda, che sono quelle più apprezzate in questo momento nel mercato locale, ma anche quello nazionale e transnazionale. Piras, lei è un'imprenditrice donna, è difficile in Sardegna? Diciamo che ci sono delle difficoltà, però siamo donne tenaci e quindi in realtà, insomma, affrontiamo con serenità tutti i, diciamo, problemi che ci si trovano, insomma, che ci troviamo davanti. Ecco. E portate avanti anche la tradizione, i prodotti tipici? Sì, decisamente, sì, col cuore veramente. Sì. Bene, bene, io ringrazio i nostri ospiti Daniele Serra e Stefania Piras, grazie per essere stati qui, mi raccomando continuate a portare alta la nomea delle tradizioni sarde.